Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi è domenica, è giorno 17, quindi con un leggero anticipo parleremo dell'autore del mese. Questo perché, come avrete visto, insomma, chi mi sta seguendo, è iniziata questa avventura dei podcast e praticamente questo mese si creava un accavallamento fra l'autore del mese, appunto il giorno 20, e il podcast. Quindi ho deciso di anticipare questa rubrica così, insomma, in qualche modo da lasciare lo video il suo spazio necessario. Oggi siamo qui per parlare di due personaggi e gli indizi che vi avevo dato su Instagram sono i seguenti. Il primo è un membro di una famiglia che è il simbolo di Napoli e l'altro è invece un uomo che di solito era vestito di bianco e che veniva da molto lontano. Allora, devo dire la verità, questo mese io pensavo che uno dei due indizi sarebbe stato più facile di un altro e in realtà poi ho scoperto nel momento in cui voi avete risposto che le cose sono andate esattamente in modo opposto da come mi aspettavo, perché tutti voi avete indovinato il secondo indizio, cioè dell'uomo vestito di bianco che veniva da lontano, mentre non avete pensato, per i suggerimenti che ho ricevuto, non avete apparentemente pensato al personaggio di cui vi parlerò per quanto riguarda la storia di Napoli. Vi siete tutti buttati sui personaggi storici, re, sovrani, regine, ma non su questo personaggio. Voglio partire dunque proprio da lui, perché quest'anno si festeggiano i 120 anni dalla nascita di Edoardo De Filippo. Adesso lo so, voi vedete il libro e dite ah sì, ci avevo pensato, ma dai, e invece no, non l'avete scritto. Quindi quest'anno appunto siamo qui per omaggiare questo grande personaggio che fa parte di una famiglia, uguale appunto quella di De Filippo, che è il simbolo di Napoli. Peraltro ieri ho visto un documentario che vi lascerò ovviamente giù nell'info box se volete approfondire questa figura, un personaggio appunto essenza di Napoli, che ha rappresentato Napoli nelle sue opere, ma che è diventato egli stesso essenza di Napoli. Infatti uno degli attori che veniva intervistato all'interno di questo documentario diceva: se io dico Edoardo, tu non vai a pensare a un altro Edoardo, no, pensi a lui e solo a lui. Quindi addirittura anche il suo stesso nome è diventato unico nel suo genere e io potrei dire comunque anche a livello mondiale. Ecco, basta dire Edoardo e ti si apre un mondo. Perché ho deciso di leggere ovviamente questa biografia? Ho deciso di leggerla appunto approfittando di quest'autore del mese, perché io conoscevo Edoardo di nome, basta, non sapevo ovviamente che aveva scritto delle commedie celebri come Napoli milionaria, Questi fantasmi, Filomena Marturano, ma sono i grandi titoli, e peraltro sono solo alcune delle 56 commedie che lui ha scritto nell'arco della sua vita, motivo per cui mi sono detta è arrivato il momento di capire qualcosa in più su questa figura. Dico la verità, avevo intenzione quest'anno di andare a teatro e di guardare ovviamente le sue commedie, perché credo che comunque qualche teatro, fra cui per esempio San Ferdinando, che lui volle costruire, o meglio volle rinnovare e fare proprio, sicuramente credo che comunque in cartellone ci fosse qualcosa per omaggiare i 120 anni dalla nascita di Edoardo, però le cose sono andate un po' diversamente, quindi ce le guardiamo su YouTube. Grazie santo YouTube. Parliamo un po' della biografia. Ovviamente questa è una biografia che consta di parecchie pagine, sono circa 600. Vi dico che è molto interessante, è scritta veramente benissimo, si legge quasi come se fosse un romanzo, soprattutto perché ci sono riferimenti a documenti appartenuti alla famiglia che ancora oggi magari sono posseduti dagli eredi, che hanno gentilmente deciso di affidarli all'autore per renderli pubblici. Quindi è chiaro che in qualche modo c'è anche questo legame ancora esistente con gli eredi di Edoardo, Peppino e Titina. In realtà però devo avvisarvi che a un certo punto, proprio perché è ricca di dettagli, potrebbe risultare un po' pesante, quindi ci sono delle parti in cui io faticavo un po' ad andare avanti, poi arrivava sempre però quella parola, quella trama che mi colpiva particolarmente e quindi procedevo. Perché all'interno di questo testo, oltre alle vicende private di Edoardo come persona, ed è forse questo l'aspetto più interessante su cui mi soffermerò fra poco, c'è anche l'aspetto artistico teatrale, quindi vi vengono riportate le sue commedie con le trame, con il contesto nel quale ovviamente Edoardo le scrisse, le pensò, le mise in scena, quale fu ovviamente l'accoglienza del pubblico e così via. Quindi è veramente una biografia completa da questo punto di vista, e poi ovviamente questa foto della copertina è proprio una delle
foto credo emblematiche del volto stesso di Edoardo. Peraltro, devo dire la verità, a vantaggio di questa biografia c'è un fatto, cioè che essendo Edoardo nato nel 1900 è facilissimo fare i conti dell'età, quindi se come me avete problemi nel calcolare l'età dei personaggi, qui non avete problemi, perché vedete l'anno e il gioco è fatto. Ma partiamo dall'inizio. Allora, volevo un po', più che svelarvi tutta la vita di Edoardo, perché credetemi è ricca, piena zeppa di eventi, vorrei invece un attimo parlarvi di alcuni momenti che l'hanno visto protagonista e di alcune cose che secondo me sono state veramente scioccanti. Prima di tutto, la prima parte del libro è dedicata alla sua famiglia, quindi ai fratelli, ai nonni, al padre, alla madre. E qui siamo nella Napoli di fine Ottocento, comunque in gran parte, perché i nonni chiaramente erano di quell'epoca lì, la madre altrettanto, ed è interessante sentire attraverso le pagine di questo libro la Belle Époque, no? Avete presente quel periodo prima della Prima Guerra Mondiale, quindi quel momento in cui voi effettivamente percepite una certa atmosfera. Ecco, io qui ho visto la Napoli di fine Ottocento, che peraltro è anche poi la Napoli del periodo, insomma, delle grandi canzoni napoletane, quindi c'è anche questa fusione, e ho trovato proprio, ho avuto quella sensazione di fare un salto indietro nel tempo. Cosa scoprite voi però fin dalle prime pagine? Che Edoardo De Filippo, il cognome De Filippo, non è quello del padre come noi potremmo immaginare, ma è quello di sua madre. Allora qui già vi porrete la domanda: avrà il cognome della madre perché forse non aveva un padre? Invece no, un padre ce l'aveva, era anche un padre molto famoso del tempo, ovvero l'attore teatrale Edoardo Scarpetta, che anche lui aveva una propria compagnia, e lui era praticamente figlio illegittimo di Edoardo Scarpetta. In realtà in una situazione molto strana, perché in realtà Edoardo, il padre appunto Edoardo Scarpetta, oltre ad essere padre dei ragazzi, quindi dei fratelli di Filippo, in realtà era anche lo zio, perché aveva sposato la sorella della mamma dei ragazzi. Quindi capirete, no? C'è anche una sorta di intrigo familiare un po' particolare, ma dalle fonti risulterebbe che in qualche modo era quasi la prassi, o se non la prassi del tempo, era comunque molto comune che in alcune famiglie si creassero situazioni un po' ambigue, diciamo. Quindi i ragazzi fin dall'inizio vivono in fin dei conti questo fatto di essere illegittimi, appunto portano il cognome della madre, quando il padre morirà loro non avranno nessun tipo di riconoscimento, ma se ricordo bene forse eccetto proprio Edoardo, perché ho letto questa biografia parecchie settimane fa, quindi adesso non ricordo tutti gli eventi, peraltro ne sono tantissimi, però di certo possiamo dire che Edoardo è colui al quale Scarpetta dà il testimone da un punto di vista teatrale. E infatti lui, le prime commedie che scriverà saranno o commedie che si manterranno sulla linea delle riforme teatrali portate avanti da Scarpetta, oppure saranno prese delle opere scritte dal padre, fin quando poi a un certo punto non deciderà di staccarsi ovviamente da questa tradizione e di fondare una propria compagnia. Quindi questo è uno degli eventi che mi ha colpito, perché io non immaginavo che ci fosse tutto questo dietro, e invece appunto c'è. Peraltro la sorella Titina risultava essere una delle preferite, addirittura se non potremmo dire la figlia preferita comunque di Edoardo Scarpetta, infatti fin da subito avrà comunque dei ruoli molto importanti, rispetto invece a Edoardo che andrà anche nel collegio, insomma farà un bel po' di gavetta. Poi l'assurdo è questo, che quando sarà fondata la compagnia dei fratelli De Filippo, in qualche modo Titina negli anni provererà ai due fratelli, quindi a Edoardo e a Peppino, di essere stata un po' il cuscinetto fra di loro. Dice: io non sono mai stata, tra virgolette, la prima donna nella vostra compagnia, sono sempre stata la sorella di, oppure quella che fa la parte della moglie di, e quindi anche in virtù un po' di questo, diciamo, contrasto, ecco, tra i tre, Edoardo poi successivamente deciderà di scrivere solo per lei la famosa commedia di Filumena Marturano. Un altro aspetto per esempio molto interessante, chi di voi magari avrà visto Natale in Casa Cupiello oppure lo conosce, io ammetto di averlo visto solo l'anno scorso e credo che sia una cosa abbastanza grave. Ci sono i due personaggi, no? Lucarie e Concetta. Bene, questi due nomi che potrebbero sembrare apparentemente banali, Concetta è, diciamo, il tipico nome napoletano, però Luca già è diverso. Beh, la cosa interessante è che Edoardo De Filippo in realtà prende, per creare questi due personaggi, prende il nome dei suoi nonni ai quali lui era legatissimo, quindi anche qui è interessante vedere il legame familiare. Oppure ancora nella commedia Questi fantasmi, appunto, dove la trama prevede che quest'uomo affitti a poco prezzo una casa che si dice infestata dai fantasmi, e quindi succedono poi tutta una serie di cose che non sto qui a raccontarvi, perché vi voglio lasciare la bellezza di leggere la trama e poi chiaramente di vedere la versione tramite YouTube. Però in realtà la cosa interessante è che anche
Anche qui, secondo molti, c'era un riferimento alla vita personale, perché proprio il nonno, adesso non ricordo, si era dovuto trasferire in un'altra casa che si diceva nel quartiere essere infestata dai fantasmi, quindi anche questo è un aspetto molto interessante, per cui non aggiungo altro, perché veramente voglio lasciarvi alla bellezza di questo libro, dal quale ovviamente viene anche fuori la personalità severa, professionale, però ovviamente anche di Edoardo, i contrasti con i fratelli che comunque ci furono, e poi le riappacificazioni finali. Quindi insomma vi lascio veramente alla lettura di questo libro, che ripeto può essere un attimo pesante in alcuni punti, ma se amate Edoardo, se volete scoprire, se siete di Napoli, veramente dovete leggerlo, assolutamente. Ok, passiamo invece adesso all'altro indizio, però a quello che tutti voi avete praticamente... Oddio, io sto morendo di caldo, non so voi, ma qui si muore comunque. Passiamo adesso al secondo indizio, ovvero quello lì che tutti voi avete indovinato al primo colpo, ecco. Ed è stata appunto, ripeto, la cosa per me forse più straordinaria, e sto parlando del secondo indizio che vi avevo dato, ovvero quello di un uomo vestito di bianco, che poi io ho scritto era solito vestire di bianco, no, non sempre, era solito vestire di bianco e veniva da lontano, poteva anche essere uno stilista, cioè non lo so, no, invece tutti voi che avete risposto avete pensato a Giovanni Paolo II, non so se per idea o perché magari avete sentito la notizia, però sì, è lui. Siamo qui per omaggiare i 100 anni dalla nascita di Karol Wojtyła e quindi di Giovanni Paolo II. Il primo papa del quale io ho effettivamente un ricordo palpabile, e appunto poi dopo ho vissuto Papa Ratzinger e adesso Papa Francesco. Ma quando dovevo scegliere cosa leggere su Papa Giovanni Paolo II mi sono detta la scelta è difficile, perché da un lato avevo un saggio che si chiama La vita quotidiana nel Vaticano ai tempi di Giovanni Paolo II, oppure uno speciale della Repubblica che fu pubblicato proprio in occasione della morte del Papa, quindi poco dopo la sua scomparsa nel 2005. E sono ovviamente due tipologie di testi diversi, uno è un saggio e un altro invece è un articolo, un insieme in qualche modo di articoli giornalistici. Alla fine ho fatto una ricerca e mi sono resa conto che lo speciale di Repubblica era semplicemente molto più reperibile, potete comprarlo infatti su eBay, è in vendita, a volte anche con delle spese di spedizione, ma comunque con un prezzo irrisorio, e quindi ho optato per questioni pratiche. Quindi oggi parleremo di Atlante, di questa Atlante della Repubblica, la storia di Karol, il Papa polacco, che appunto attraverso la vita e il pontificato, vi leggo quello che c'è scritto, la vita e il pontificato dell'uomo venuto dall'est, quindi ecco perché vi dicevo venuto da lontano, i viaggi, che poi poteva anche essere Papa Francesco in realtà, perché se ricordate Papa Francesco nel suo discorso disse sono venuti a prenderlo da molto molto lontano, e se voi ascoltate il discorso di Karol Wojtyła troverete le stesse parole, quindi io credo che ci sia da un certo punto di vista un legame. I viaggi, la lotta al comunismo, la nuova missione evangelica della Chiesa, l'impegno per la pace e il dialogo con le altre religioni, ma anche le polemiche e il lungo calvario della malattia. Quindi questo è un testo che veramente voi leggete in un giorno, ma anche di meno, perché è accompagnato da tutta una serie, io devo guardare l'orologio perché vado di fretta, da tutta una serie di inserti fotografici, come vedete, che all'inizio io pensavo fosse appunto una sorta di romanzo, di saggio, in realtà no, cioè è praticamente l'insieme di articoli, di alcuni articoli che sono stati scritti sul Papa proprio dai vari giornalisti, ed l'ho trovato molto interessante. Parte dalla malattia, dalla morte precisamente, quindi dall'ultima benedizione che il Papa fece a Piazza San Pietro con moltissime difficoltà, per poi andare piano piano indietro nel tempo, studiarne un po' la vita, ritornare a quando fu eletto e quindi alla sua famosa frase se sbaglio mi corrigerete, ai vari viaggi che ha fatto, alle varie battaglie che ha portato avanti durante il suo pontificato, anche alle scuse che fece nei confronti di Galileo Galilei e di Giordano Bruno, che ritorneranno qui sul canale nei prossimi mesi, spero. Il tutto ovviamente accompagnato anche da fotografie, oltre che da inserti storici, in qualche modo per fare un confronto tra la figura di Giovanni Paolo II e il suo pontificato e magari altri episodi precedenti. Per esempio vi faccio vedere proprio nelle primissime... e poi c'è anche il famoso attentato che viene spiegato in qualche modo nei dettagli. Vi voglio far vedere proprio nelle prime pagine, ecco qui, ad esempio c'è la piantina della Basilica di San Pietro, e vi viene anche spiegato quando muore un Papa qual è il protocollo che viene portato avanti, c'è la tabella oraria degli orari del Papa per l'appunto, si riescono un attimo a trovare, ecco qui, insomma eccolo qua. C'è anche questa parte come sono vestiti i cardinali, e qui per esempio la Chiesa nella storia, quindi potete trovare anche dei riferimenti insomma storici alla
alla Chiesa. Quindi io credo che sia appunto un testo molto interessante che vi consiglio di leggere, e a tal proposito, se volete ovviamente approfondire un po' la figura di Giovanni Paolo II, io vi consiglio di ascoltare un CD, vi lascio la copertina al lato, è un CD di Placido Domingo uscito 10 anni fa, non mi ricordo, ma vi lascio il riferimento, dal titolo Amore infinito. Voi direte, cosa c'entra mai Placido Domingo, cantante d'opera, con Karol Wojtyła? C'entra perché nelle ultime pagine di questo speciale si fa riferimento alla vena poetica del Papa, e infatti sono state ritrovate alcune poesie di Papa Giovanni Paolo II che sono state ritenute bellissime e straordinarie e sono state messe in musica, quindi all'interno di questo CD voi potrete ascoltare testi che il Papa ha scritto. Ovviamente sono state in qualche punto rimaneggiate per renderle ovviamente fruibili come canzoni, ma è un CD che a me piace veramente tantissimo. Al di là delle parole di alcune canzoni, ci sono canzoni in italiano, in inglese, in spagnolo, ma a me colpisce soprattutto la melodia di alcune canzoni. Quindi se vi dovessi dire la mia playlist, ovvero quelle canzoni che dovete assolutamente ascoltare da questo CD e che potete trovare anche su YouTube, la prima è Libertà. La libertà, che parla appunto di cosa sia la libertà, del fatto che noi dobbiamo lottare per conquistarla e che praticamente è una lotta, è una conquista che dura fino all'ultimo giorno della nostra vita. La seconda, che anche mi piace molto, è un duetto con Josh Groban che si chiama La tua semplicità, che appunto parla della semplicità di Dio nella sua immensità, ma io di quella canzone adoro come le due voci ovviamente si mischiano fra di loro, ma soprattutto la melodia, l'orchestrazione l'ho trovata divina. E poi c'è un altro testo, La coscienza, scritta anche in collaborazione col figlio di Placido Domingo, che parla del fatto che gli uomini spesso inconsapevolmente sono strumenti per la creazione dello sterminio. Quindi in particolar modo qui si fa riferimento a un uomo che lavora in una fabbrica di armi belliche, che lui dice io non influisco sulla sorte del mondo, non sono io che incomincio le guerre, ma costruisco strumenti di sterminio, quindi appunto i proiettili per uccidere in caso di guerra. Quindi è un CD molto bello, c'è anche un duetto con Andrea Bocelli, insomma recuperate il CD perché altrimenti qui questo video non finisce più, però vi consiglio veramente di ascoltarlo perché credo che in qualche modo possa permettervi di collegare l'aspetto umano del Papa con l'aspetto, ecco, della figura. Vi consiglio veramente di recuperarlo, e vi scriverò qui, prima della chiusura del video, le parole che Placido Domingo ha utilizzato per parlare del CD, dell'importanza in qualche modo di questo CD, quindi vi lascerò le parole che potete leggere perché al momento non le ho a portata di mano. Quindi vi consiglio, ripeto, veramente di leggere questo testo, di recuperare qualche biografia di Giovanni Paolo II o anche semplicemente di ascoltare questo CD, perché secondo me vi permette di stare e di mettervi in connessione con questo grandissimo Papa. Il video di oggi è finito, questo autore del mese è finito, noi ci vedremo a giugno, però forse vi lascerò un sondaggio su Facebook. Se vi ricordate, a volte vi ho chiesto di suggerirmi i titoli di un autore perché vorrei leggere un classico, e quindi insomma state connessi che probabilmente vi servirà il vostro aiuto. Noi ci vediamo mercoledì col podcast e poi, grande annuncio, giorno 31, letture del mese. Finalmente ce l'abbiamo fatta perché, avendo letto questi due testi con netto anticipo, ho recuperato tempo e quindi vi parlerò di tantissimi libri in formato elettronico, quindi che costano poco e che secondo me meritano comunque di essere conosciuti. Quindi noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!